Io dico sempre che per via quantitativa, lavorando solo sull'economia e più ancora sulla finanza, le crisi non si risolvono. Quando le crisi sono determinate prevalentemente, non si innescano certamente tutti gli altri fenomeni economici e finanziari primi, la finanza soprattutto, che è determinata sul passo che si è determinato, non si rimuovono queste condizioni se non si ritorna ad avere un set di valori condivisi, valori forti, valori a cui fare riferimento, e se non torna in primo piano il discorso dell'interesse collettivo del bene comune, che è quello che caratterizza i preseri. Non c'è in nessuna situazione se questa non si fa carico di interessi collettivi del bene comune. Questa è la caratteristica vera. Se non ci abbiamo semplicemente al massimo delle classi dirigenti più o meno sgangherate, più o meno mediocri. Quando uno arriva in condizioni di responsabilità, avendo una preparazione mediocre ed essendo arrivato a quel posto semplicemente per altri canali che non sono la valutazione di quanto sa fare per occupare quel posto, tenderà inevitabilmente a circondarsi di mediocre, perché anzi di mediocre di lui, perché in questo modo non darà il suo sistema di potere può continuare prolungando nella durata un depauperamento complessivo delle strutture del sistema paese.